Daydream anticipazione episodio 72. Jeanne vuole sposare Sanem. Tornata a casa, Sanem racconta a Meckibè che ha parlato con Jeanne, che lui ha intenzione serie e vuole sposarla. La madre è molto felice della notizia e fa vedere a Sanem alcune cose che lei e Leila avevano da bambine, come i loro dentini. Tra queste cose Sanem trova delle piccole chiavi che le fanno ricordare qualcosa. Intanto Jeanne è piuttosto preoccupato per quanto accaduto alle sue pietre, mentre Gégé e gli altri stanno provando alcuni prodotti cosmetici per farsi venire idee sulla campagna pubblicitaria. Più tardi Leila racconta alla sorella quanto accaduto tra Mirré e Osman. Poi le chiede di Jeanne e le dice che un uomo come lui non può fare una proposta di matrimonio sotto pressione. Anche i fratelli Divit si incontrano a casa e parlano tra loro. Jeanne chiede a Mirré di Leila e lui gli dice che è bella e intelligente, ma che dopo Aileen non è pronto per una relazione. Jeanne dice ad Mirré di aver parlato con Sanem e di aver saputo che Leila è molto ferita per quanto accaduto con lui. Inoltre informa Mirré che lui e Sanem si sposeranno per via dei problemi sorti in famiglia e per i pettegolezzi in ufficio. E Mirré gli dice che non è il modo giusto per fare una proposta di matrimonio, che gli sembra una decisione affrettata, ma Jeanne gli ribadisce che lui è felice solo con Sanem accanto, che lei è diversa dalle altre, è speciale per lui e la ama. Nel suo ufficio pure Jeanne si appresta a provare i cosmetici e a mettere un rossetto, ma si ripulisce disgustato. Poi arriva Sanem e decidono di uscire insieme. Sanem ha una sorpresa per lui, vuole portarlo in un posto. I due se ne vanno dall'ufficio abbracciati e tutti li guardano. Jeanne è impaziente e vuole sapere dove Sanem lo stia portando. I due arrivano alla casa abbandonata. Sanem dice a Jeanne che andavano in quella casa quando erano bambini e ha nascosto lì qualcosa. Tira fuori una scatolina nascosta che Jeanne apre con le chiavette e gli fa leggere il contenuto. Sanem aveva scritto sin da piccola che avrebbe preso per mano il suo amore, il suo albatros, e l'avrebbe portato lì. I due si promettono di non lasciarsi mai, qualunque cosa possa accadere. Poi appendono delle casette per uccellini al porticato della casa, perché Sanem non vede uccelli lì da quando c'è stata l'ultima volta. E Mirré chiama Leila, le chiede perché non sia al lavoro e le dice che non può fare a meno di lei. Lei gli risponde che gli ha inviato del materiale via email. Leila chiama Sanem e le racconta l'accaduto. Sanem sospetta che la sorella sia un po' depressa e le suggerisce di tornare a lavorare. Leila va a lavorare perché a casa si annoia, dice a Mirré che non è lì per lui e che è il caso che si trovi una nuova assistente. Intanto nel quartiere la parrucchiera dice a tutti che Sanem e Jeanne si sposano e che non deve saperlo nessuno. Jeanne e Sanem tornano in ufficio. Jeanne dà il bentornato a Leila e lei le chiede di potergli parlare. Jeanne le dice che sa quanto sia successo e vorrebbe che non fosse andata così. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!